Vediamo la bottiglia mezza piena. Il 14 potrebbe essere una bella idea. Si fanno le elezioni il 6. Non ho capito perché le famiglie devono ritrovarsi i bimbi a casa per una settimana dopo aver aperto le scuole. Nel rimpallo delle competenze Stato-Regioni una cosa rimane certa, ovvero che saranno le singole regioni a fissare la data di inizio delle lezioni scolastiche. Il presidente Zaia detta i tempi. Incalzato dai giornalisti chiarisce: 14 settembre si apra, anticipiamo le elezioni. Scuole non militarizzate. La Regione Veneto produrrà le linee guida anche per le aperture a settembre. La scuola ha bisogno semplicemente di una linee guida basic, molto basic, che sono di buon senso, no? Ma la data forse più importante, anche se rivelata tra le righe oggi nel corso del punto stampa per Zaia, è quella del 15 luglio, momento che dovrà segnare una sorta di deadline, linea di confine, a partire dalla quale le restrizioni con cui siamo stati abituati a convivere spariranno. La verità è che ci sarà un'evoluzione, io spero che si vada alla normalità nel giro di qualche settimana. Se tu vuoi mettere una data, penso che il 15 luglio sarà la deadline per fare tutti questi ragionamenti, perché poi capisci che anche un servizio turistico, se li devi far lavorare per bene, devi sbloccargli l'estate, se no, vabbè, a quel punto non risolvi niente. Se è vero che molte regole sono già state ampiamente allentate, dall'utilizzo della mascherina alla possibilità di usufruire di determinati servizi, Zaia auspica che si vada progressivamente verso un'abolizione delle limitazioni. Se continua così e se i dati epidemiologici saranno questi, lo stesso governo, mi permetto di dire, ma non faccio il portavoce del governo, nel momento in cui fa un'ordinanza, la fa scadere, fa un DPCM, lo fa scadere il 15 luglio, vuol dire che vuol fare un tagliando il 15 luglio. Al governo impegnato negli stati generali dell'economia chiede nuovamente un impegno per l'autonomia, la sburocratizzazione dei processi, risorse e una revisione degli appalti per sbloccare le grandi opere che la Regione si dice pronta a far partire, a patto che le regola diventi il modello Morandi.